Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Telerent 7 Gold. Ieri nella seconda parte della nostra trasmissione abbiamo presentato tutte le nomination riguardanti i Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, che tra l'altro sarà di scena lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Rivedremo anche oggi tutte le nomination in questa prima parte, pertanto iniziamo subito con il campionato nazionale dilettanti, le nomination quale miglior allenatore siciliano per questa stagione 2021-2022. Parliamo adesso di prima categoria, subito le nomination quale miglior allenatore della stagione 2021-2022.
Conosciamo subito le 3 nomination quale miglior giocatore del campionato di prima categoria. Ed infine conosciamo le nomination dei 3 migliori dirigenti del campionato di prima categoria stagione 2021-2022. Si volta pagina perché adesso parliamo del campionato di promozione, subito le 3 nomination quale miglior portiere appunto del campionato di promozione di quest'anno.
È il momento di conoscere le nomination quale miglior difensore del campionato di promozione stagione 21-22. È la volta adesso di conoscere le 3 nomination quale miglior centrocampista del campionato di promozione. Uno dei ruoli più intriganti del mondo calcistico, il ruolo dell'attaccante.
Guardiamo le nomination per quanto riguarda il campionato di promozione 2021-2022. Anche quest'anno saranno 4 i nomi delle nomination riguardanti il miglior allenatore della stagione 2021-2022 del campionato di promozione. Guardiamo la clip.
Penalty Awards 2022. Ed infine chiudiamo il campionato di promozione presentando le nomination quale miglior dirigente della stagione. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make it shine. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, beauty of the road. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Abbiamo dunque completato il quadro del campionato di promozione, partiamo adesso con l'eccellenza, subito le nomination quale miglior portiere della stagione. Conosciamo pure le nomination quale miglior difensore del campionato di eccellenza 2021-2022.
Penalty Awards 2022. È la volta adesso di conoscere i 3 nominati quale miglior centrocampista della stagione, categoria eccellenza. Tanti gol questa stagione ad opera di tantissimi attaccanti. Guardiamo le 3 nomination quale miglior attaccante del campionato di eccellenza.
Conosciamo pure le 3 nomination adesso per quanto riguarda il miglior allenatore del campionato 2021-2022, categoria eccellenza. Chiudiamo il quadro del campionato di eccellenza con la clip che riguarda le nomination quale miglior dirigente del campionato 2021-2022.
Abbiamo dunque rivisto tutte le nomination di questa stagione, di questa nona edizione dei Penalty Awards 2022 che, torno a ricordarvi, sarà di scena lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. Adesso ci fermiamo perché c'è la pausa pubblicitaria, però subito dopo faremo un passo indietro nel tempo perché andremo a rivedere qualche vecchia edizione dei Penalty Awards. A tra poco! Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la nona edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici.
Dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. O tempo che si fa ma non voglio fare in ampi è come i rarreri a meno di 100 anni c'ho mari in cialocchi a musica do vento il sole sta cuocendo pare tutto ca rosso scompari poggiato sopra mari e si fa tagliare e poi se ne va il cielo chi ne stitti il sale nei capiti la luna è troppo bella che illumina sto mare sto pesce che ti passa su te anni ti punta non ti lascia più una pace e ora non ne va e ora che fa sembrava andare di musica riveri mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica a state rura picca c'è poco che fare si sempre condannato sembra travagliare o tempo come loro tutti la ciccari a toglionnate soli tutti la inventari isolati doni correnti naturali a gente in casa rosti a rinasci a parlare resta a bocca aperta s'arricia lo cori si scanda cimento si scanda che scompare stupisci che ti passa su te anni ti punta non ti lascia più una pace e ora non ne va e ora che fa sembrava andare di musica liberi mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica mizzica, pizzica, muzzica, pizzica ora rispettare tu ce la finire ora la capire chi sta la tua terra chi sta il tuo mare sangue di tuo paccio l'olore di una maccia il pane dei tuoi figli e la tua ricchezza la pulire bene potti lancio cori inchilata d'amore sto piccino ti passa su te anni ti punta non ti lascia più una pace e ora non ne va e ora che fa sembrava andare di musica liberi mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, muzzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mi. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera. Un applauso per Antonio Monforte. Complimenti, come al solito fai sempre centro con la tua musica popolare modernizzata. Sì, modernizzata. Questa non è una bella non è canzone. il siciliano classico, ecco. Però devo essere sincero, ancora una volta fai centro perché entri nel cuore della gente. Uso il dialetto siciliano, però poi faccio quello che mi passa per la testa. Bravo, complimenti. La canzone nuova si intitola Mizzica Pizzica. E come si è appizzicato. Grazie Antonio Ciao, Monforte. ciao a tutti. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti all'8ª edizione dei Penalty Awards 2021, edizione che viene ospitata da questa bellissima location, quella di Palma di Montechiaro, che è il cuore, secondo me, della cultura siciliana. Attraverso Tomasi di Lampedusa è riuscita ad essere presente praticamente da sempre nel cuore della letteratura mondiale. Sappiamo tutti che Il Gattopardo è un romanzo che ha accompagnato noi giovani, ma tantissimi altri uomini che amano la cultura.
Quando parliamo di cultura parliamo soprattutto appunto di Palma di Montechiaro, ma parliamo anche, lo avete visto entrando, di questo palazzo ducale e della sua straordinaria scalinata davanti alla chiesa madre, che sono due punti, due cartoline di questa provincia agrigentina che abbiamo sicuramente apprezzato noi di Penalty Awards da qualche mese, ma che comunque è conosciuta veramente in tutto il mondo. A rappresentare il comune e l'amministrazione di Palma di Montechiaro abbiamo qui il sindaco Stefano Castellino. Allora, noi dobbiamo giustamente attenerci a delle regole riguardanti il Covid, quindi adesso, signor sindaco, eccolo qua il suo microfono sterilizzato. Allora, siamo contenti della sua presenza perché noi abbiamo sposato la sua bella idea di grande rilancio di Palma di Montechiaro, un progetto che ci vedrà insieme per qualche stagione, siamo doppiamente contenti e poi insomma abbiamo soprattutto amato ancora di più questa cultura che c'è in questa bellissima provincia agrigentina, ma soprattutto a Palma. Grazie Ettore per le tue meravigliose parole, buonasera e benvenuti a tutti gli illustri ospiti qui presenti e a quelli che ci seguono da casa. Palma di Montechiaro è terra di cultura, la provincia di Agrigento è terra di cultura. Nel giro di pochissimi chilometri trovano i natali tra gli scrittori più importanti del Novecento, da Luigi Pirandello a Tomasi di Lampedusa, a Leonardo Sciascia, e chi più ne ha più ne metta. Basti pensare che addirittura una strada statale, quasi un'autostrada, è dedicata agli scrittori. Talmente pulsa di cultura questa terra. Questo è il palazzo Tomasi, Ettore, è il palazzo dove, dicevo poco fa, nei momenti in cui si amministra vi sono momenti più o meno semplici. Noi siamo orgogliosi e onorati di rappresentare questa comunità, ma ci sono dei momenti sicuramente in cui vi è una tensione diversa. E rifugiarsi qui ti ristora l'animo, ti ristora la vita, perché puoi vedere Benticò, dicevo poc'anzi, passeggiare per le stanze di questo palazzo, puoi vedere il principe Salina disquisire con il soldato inglese sul contrasto tra le bellezze siciliane e quella incuria che nel romanzo fa sempre da contraltare. Noi siamo felici e onorati di avervi a Palma di Montechiaro. Piacere doppio anche nostro. E siamo felicissimi che questo premio, almeno fino alla 10ª edizione, chi mi conosce sa che sono molto legato col numero 10, almeno fino alla 10ª edizione sarà. E noi siamo ben qui, contenti. Un ringraziamento va dato a tutti i miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri, a Francesco, a Ettore, a Ciangio, alla protezione civile, ai vigili urbani, permettimelo di farlo, certamente. A tutti coloro i quali hanno dato il massimo per realizzare questo evento, agli sponsor importantissimi e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Palma di Montechiaro ha riscoperto la sua gloriosa storia e vuole narrare e raccontare al mondo la sua magnificenza, in punta di piedi, con umiltà, ma consapevole, con forza, della sua bellezza che ormai si perde nella notte dei tempi. Che bella cartolina che ci hai disegnato, complimenti. Grazie. La città del Gattopardo alla ribalta della cronaca per un fatto alquanto positivo, signor Sindaco. Sì, abbiamo ospitato questa 2 giorni meravigliosa. Ieri abbiamo avuto il primo premio Donna Fugata, oggi siamo qui ad ospitare il più importante premio siciliano per il calcio dilettantistico. Abbiamo le eccellenze del calcio siciliano ospiti e siamo onorati di averli ospiti a casa nostra. Ed è questo il primo evento che terremo qui. Per un triennio questo importantissimo premio ha trovato casa e la casa è la casa della città del Gattopardo e siamo onoratissimi di poterla ospitare. Un ringraziamento va a tutta l'organizzazione, a Francesco Bellia, a Ettore Tortorici, ai miei assessori, ai miei collaboratori e a tutti coloro i quali si sono spesi con passione, impegno, orgoglio per dare ancora una volta un'immagine bella della nostra città, l'immagine più bella, l'immagine più vera, perché noi siamo qui per urlare al mondo viva Palma di Montechiaro e le sue bellezze. Soprattutto per questa splendida location, Sindaco. E per me è una location
Io quando vengo qui, al di là dell'evento, a volte amministrando si possono avere momenti di tensione. Mi vengo a rifugiare qui perché è un luogo che va al di là dello spazio e del tempo, dove posso vedere passeggiare Bendicò insieme al principe Salina, dove posso confrontare con me stesso, col mio animo, in un luogo veramente paradisiaco e che abbiamo ridato alla città e al mondo, e speriamo ancora di più di abbellirlo ancora di più, perché questa città merita veramente tanto. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Con la nostra macchina del tempo abbiamo rivissuto alcuni dei momenti più belli delle passate edizioni dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, che vi ricordo sarà di scena lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. Chiudiamo qui la puntata e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, come al solito alle 13 sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Thank you.